sindaco di Ribera a partecipare a questa iniziativa. Ecco, ma a Ribera qual è lo stato di salute del partito? C'è stato qualche problema in giunta verso di lei, insomma, con la coalizione? Ma il partito è in salute a Ribera, il partito conta il sindaco, 2 assessori, ci sono 8 consiglieri comunali, 5 che sostengono la maggioranza, 3 che erano di Ventera Bellissima, che hanno deciso ed erano in giunta con 3 assessori di lasciare la giunta per una scelta a mio parere incomprensibile, ma in ogni caso il centrodestra a Ribera è in salute perché l'intero Consiglio Comunale, 16 consiglieri su 16, al di là del ruolo che svolgono all'interno del Consiglio Comunale, sono tutti di centrodestra. C'è grande collaborazione dell'amministrazione con l'intero Consiglio e proprio di ieri sera la notizia è che è stato votato all'unanimità il conto consuntivo. Tutti i provvedimenti passano col voto unanime del Consiglio Comunale, provvedimenti più importanti, segno che c'è collaborazione e che quando si lavora nell'interesse della collettività, della comunità, i piccoli egoismi vengono messi da parte, come è giusto che sia. Quindi diciamo che sicuramente lavoriamo tutti in sinergia per il bene della collettività. Il partito cresce. È un partito che cresce non soltanto a Ribera, in provincia, ma cresce a livello regionale e a livello nazionale. Grazie al lavoro fatto dal leader, dalla nostra Premier Meloni, che ha ridato credibilità all'Italia, sia in ambito internazionale, sia nei rapporti a due con gli altri Premier internazionali. Un Premier che sta dando risultati, un governo che ha fatto abbassare l'inflazione, un governo che ha avviato la riforma del processo penale in senso più liberale, un governo che ha fatto provvedimenti che aiutano le imprese, che va nella direzione di far crescere il lavoro e di far crescere l'occupazione. Sono tutti provvedimenti che il governo Meloni in appena 9 mesi ha fatto, che questo governo ha realizzato e che ha permesso alla nostra Italia di superare Francia e Germania nei risultati. Quindi siamo soddisfatti, la gente in Italia ha scelto bene, ha visto in Giorgia Meloni un premier capace, responsabile e soprattutto coerente, che sta portando avanti un lavoro nell'interesse della nazione. Da qui a fine anno quali provvedimenti pensa di adottare per la buona amministrazione a Ribera? Ma adesso con l'approvazione del consuntivo, Ribera è stato tra l'altro uno dei primi comuni della provincia ad approvare il preventivo nel mese di giugno, noi sblocchiamo risorse per la nostra comunità, abbiamo chiuso con un avanzo di amministrazione notevole. Dopo 2 anni di sacrifici siamo riusciti a risanare un disavanzo che era di circa 2 milioni di euro e abbiamo chiuso con un avanzo di amministrazione adesso di 24 milioni di euro che, tolte le somme vincolate e gli accantonamenti previsti per legge, ci permetterà di sbloccare risorse per investimenti per 1.600.000 euro e per spese correnti per 670.000 euro. Adesso siamo impegnati, da oggi gli uffici sono impegnati a lavorare per i progetti da realizzare, per impegnare le risorse da spendere ed avviare entro fine anno.